Anche ad Agrigento celebrata la giornata nazionale con l'invito alla prevenzione. Il produttore Francesco Bellomo è il nuovo direttore artistico del teatro. Presentato ad Agrigento un nuovo libro scritto dalla sorella Ilaria, presente alla manifestazione. Benvenuti su TVA Notizie. Giornata mondiale contro l'AIDS. L'ASP di Agrigento ha coinvolto i giovani della provincia con interventi di esperti mirati alla prevenzione. Vediamo il servizio di apertura di Arturo Cantella sulla manifestazione in programma domani a Piazza Cavour. Mi recherò in Piazza Cavour ad Agrigento per effettuare lo screening gratuito sull'HIV. Le iniziative di screening sono state programmate in tante città italiane dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. A comunicarlo il consigliere comunale Roberta Zicari, che prosegue con l'esempio che si dimostra credibilità. Pertanto invito tutti i miei colleghi e i miei concittadini a sottoporsi allo screening gratuito. Prevenzione e conoscenza rimangono gli strumenti più efficaci per tutelare la nostra salute. L'AIDS è una malattia sessualmente trasmissibile che oggi, grazie a un adeguato piano terapeutico, consente una vita longeva, viene considerata una malattia cronica. Tuttavia ancora non è stata debellata. L'incidenza più alta si registra nella fascia di popolazione tra i 25 e i 30 anni. Il virus dell'HIV può essere contratto e restare asintomatico per tanti. Non avendo sintomi e non effettuando controlli c'è il rischio di diffondere inconsapevolmente la malattia. Per queste giornate di screening gratuito come quella di domani sono fondamentali, pertanto un invito è rivolto ai più giovani a effettuare gratuitamente il test. È il modo più efficace per evitare eventuali contagi e amarsi in sicurezza. Il produttore teatrale Francesco Bellomo è il nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. La nomina di Bellomo da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione è avvenuta ieri sera dopo le voci che indicavano proprio Francesco Bellomo come direttore artistico. Da agrigentino Bellomo ha portato ad Agrigento nomi dello spettacolo di grande prestigio. L'augurio è che possa continuare a farlo a maggior ragione adesso con il nuovo incarico. Stefano, una lezione di giustizia è il titolo scritto da Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso, presentato al Polo Universitario di Agrigento. L'iniziativa è del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato in collaborazione con la libreria Il Mercante di Libri. Arturo Cantella. Al via stamani la presentazione del libro degli autori Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso, che hanno parlato del caso di Stefano Cucchi, una lezione di giustizia. Ricordiamo che Stefano Cucchi aveva 31 anni e morì a 6 giorni di distanza dal suo arresto per detenzione di stupefacenti, mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare. I due militari sono stati condannati per omicidio preterintenzionale. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Leonardo, diretto da Patrizia Pilato. L'evento ha visto la sua conclusione con un appassionato dibattito tra gli alunni delle classi che vi hanno partecipato e gli stessi autori. Oggi è un'iniziativa che il Liceo Leonardo porta avanti nell'ambito degli incontri con l'autore, che rappresentano ormai uno dei pilastri fondamentali della nostra offerta formativa, ed è un'iniziativa che si colloca a pieno titolo nella nostra programmazione di educazione civica, una programmazione che vede al suo interno la conoscenza e l'approfondimento di un nucleo tematico dedicato interamente alla Costituzione. Di Costituzione, anche di Costituzione oggi vogliamo parlare e abbiamo parlato con i nostri ragazzi nella preparazione di questo incontro, perché attraverso la Carta Costituzionale sicuramente il messaggio che diamo ai ragazzi è quello di percepire quelli che sono i dettati circa i doveri, i diritti che ciascuno di noi ha, i compiti e le
responsabilità che deve assumersi, ma anche la centralità della persona umana e la partecipazione della stessa persona umana, il diritto alla partecipazione alla vita economica, sociale e politica del nostro Paese. Chiaramente oggi quella che noi facciamo nell'Aula Livatino è una lezione di giustizia in nome di un ragazzo che a fronte delle proprie fragilità purtroppo si è trovato a dover subire diciamo un'ingiustizia che di fatto lo ha portato alla morte, e la lettura di questo libro ci insegna che se da un lato purtroppo 2 mele marce accusate di omicidio ne hanno provocato la morte, dall'altro lo Stato invece è stato assolto perché, togliendo la polvere da sotto il tappeto, è riuscito a garantire l'affermazione della giustizia, ma soprattutto anche a ripristinare l'onore di tutti quegli uomini che ogni giorno, anche molto giovani, difendono attraverso la divisa l'incolumità dei cittadini e garantiscono l'ordine pubblico nel nostro Paese. Quindi da un lato c'è una ricerca di giustizia, dall'altro c'è la certezza e la consapevolezza della garanzia che lo Stato offre a tutti noi cittadini di tutela della giustizia. Sì, un'esperienza interessante, ma direi soprattutto emozionante, ecco, soprattutto quando si parla con i giovani, si interagisce con i giovani, ci si rende conto che forse possiamo avere ancora una speranza, un po' quello che spero che possa trasmettere la mia storia e il mio racconto oggi qui in questo luogo meraviglioso di cultura e di crescita. Lei sta incontrando tantissimi studenti in Italia, cos'è che è emerso in particolare? Guardi, io ormai sono 12 anni, dai primissimi istanti dopo la morte di Stefano, che giro per l'Italia cercando di raccontare la nostra storia che altrimenti sarebbe finita nel silenzio come tante altre. Ho compreso perfettamente l'importanza di tutto ciò che stavo facendo e in qualche maniera ne ho accettato il sacrificio. Oggi sono stanca, la mia famiglia è distrutta, la nostra vita è distrutta su tutti i fronti, sul fronte emotivo, sul piano economico abbiamo perso tutto, e anche sul fronte della salute. I miei genitori si sono entrambi gravemente ammalati, ho dovuto compiere delle scelte, fare delle rinunce, ma l'unica cosa alla quale non rinuncerò mai è andare a parlare nelle scuole, nelle università, perché sento che lì veramente si può costruire qualcosa. I ragazzi sono il nostro futuro e la nostra speranza. Quella che noi gli consegniamo è una società sbagliata e loro hanno un difficile compito, ma mi rendo conto dai loro occhi, dai loro sguardi, dalla loro attenzione, dal silenzio con il quale ascoltano le nostre storie, che veramente possiamo avere speranza in un futuro migliore. Lei ha fiducia nella magistratura, ma ha fiducia nelle forze dell'ordine dopo quello che è successo? Io ho fiducia nelle forze dell'ordine, e come l'ho sempre avuta fin da prima la morte di Stefano e tuttora. Io sono pienamente consapevole che se ne dica, nonostante io venga ad alcuni fronti definita il cosiddetto partito antipolizia, ho condotto per anni una battaglia proprio perché io nelle forze dell'ordine ci credo, così come credo nelle istituzioni, e sono fermamente convinta che in ogni settore i ruoli sono fatti dalle persone, le persone sono individui al di là della divisa o del ruolo che rappresentano, e la battaglia che ho portato avanti l'ho fatta per me, l'ho fatta per i miei figli, l'ho fatta per l'intera collettività, ma io credo di poter dire anche e soprattutto per le forze dell'ordine, per ogni suo rappresentante onesto che quotidianamente svolge il proprio mestiere nel nostro interesse, per noi, e spesso tra enormi difficoltà non merita di essere accomunato nell'immaginario collettivo a quei due personaggi che hanno massacrato. E un altro appuntamento per parlare di violenza e abusi si è tenuto al Leonardo Sciascia. Silenzio e violenza, questo è il tema di un convegno che si è svolto oggi presso l'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento, che ha visto la presenza di qualificati ospiti relazionare sul tema in oggetto. Interessante anche il dibattito che è emerso in tema di abusi alle donne da parte degli studenti dell'istituto, che hanno posto numerosi quesiti ai relatori. A dare il benvenuto ai presenti il dirigente scolastico Patrizia Marino.
Come ogni anno affrontiamo questa tematica nel giorno particolare del 25 novembre, però per esigenze scolastiche abbiamo rinviato di qualche giorno. L'importante è affrontare questo argomento dove viviamo delle situazioni problematiche giorno dopo giorno, e quindi è giusto che ai ragazzi diamo un input, diamo la possibilità di affrontare questo argomento con degli esperti. Oggi abbiamo invitato sia il responsabile dell'area educativa della casa circondariale, il quale ha portato non solo lettere di detenute ma anche dei lavori svolti sull'argomento in particolare. Abbiamo sensibilizzato i nostri ragazzi che comunque sono abbastanza attenti all'ascolto, come anche i responsabili del centro antiviolenza, la dottoressa Gallo Carrabba, che preciso e puntuale tutti gli anni ci rende e dà l'onore alla nostra scuola di poter intervenire, come anche il dottore Giorgio Patti, il quale ringrazio a livello personale perché comunque è sempre attento alle nostre esigenze. La professoressa Parisi è quella che comunque si attiva più che mai su mie direttive per affrontare il tutto, e durante l'arco di quest'anno anche altre iniziative saranno affrontate su altri argomenti che assillano la nostra società. Noi della Casa Circondariale abbiamo voluto dare un contributo a questa significativa giornata attraverso dei lavori che sono stati fatti nella Casa Circondariale sia dai detenuti che dalle detenute. Questi lavori sono dei cartelloni e degli scritti, sia dei pensieri che delle poesie che abbiamo fatto leggere agli alunni di questo liceo. La giornata è veramente molto significativa e abbiamo invitato anche la preside a portare delle delegazioni in istituto per fargli conoscere come lavoriamo su questi soggetti che maltrattano le donne e comunque compiono dei reati di violenza sulle donne. È importantissimo, dobbiamo appunto partire e parlare di violenza con i ragazzi, perché loro sono i futuri professionisti, sono i futuri mariti e le future mogli, per cui è necessario parlare con loro per far sì che loro comprendano quali sono i segnali perché un rapporto possa diventare violento. Il messaggio che dobbiamo lanciare è quello che non è normale, quello che è normale molto spesso, quindi parlare di violenza non solo il 25 novembre, né testimonianza questa mattina, questo incontro di questa mattina, significa che i ragazzi devono essere sempre pronti, e infatti lavorano tantissimo, stamattina hanno prodotto tanti lavori perché si sono impegnati, perché non bisogna solo parlarne con un convegno, ma è necessario che la loro riflessione duri tutto l'anno e tutta la vita. Sulle concessioni balneari, dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato, si è tenuta ad Agrigento una riunione per discutere il problema che riguarda una cinquantina di imprenditori. Ascoltiamo il presidente della Confederazione, Giuseppe Caruana, intervistato da Domenico Vecchio. Presidente, soddisfazione per questa assemblea molto partecipata, sia naturalmente dai rappresentanti del mondo dei balneari, ma anche da parte dei rappresentanti politici e istituzionali. Sì, è assolutamente una bellissima partecipazione, malgrado oggi la giornata critica dal punto di vista appunto meteorologico. Anche la soddisfazione perché tutti coloro che erano stati invitati, insomma, partecipanti delle istituzioni, in maniera particolare l'assessore Cordaro, che ha relazionato in maniera puntuale rispetto a quella che è la problematica, che ormai è entrata in un corso diciamo abbastanza di difficoltà
realtà molto irte, quindi per cui oggi noi abbiamo avuto come dire, un quadro un po' più chiaro, perché le chiacchiere, come si dicono da bar, si susseguivano in questi ultimi giorni, e quindi abbiamo anche avuto dalla viva voce, diciamo, dei rappresentanti istituzionali, quindi dall'assessore, ma anche dalla Presidente Savarino e da altri rappresentanti istituzionali, il polso della situazione. Non è una cosa, diciamo, abbastanza semplice da risolvere, però Confcommercio e il SIB sono e saranno sempre accanto ai loro associati e faranno una battaglia per far valere i propri diritti. Ecco, Gero Niesi, rappresentante del SIB provinciale Confcommercio, sono intervenuti anche rappresentanti nazionali e rappresentanti regionali del SIB, di Confcommercio. La questione è molto seria, la questione è grave perché dal 2024, per via di questa sentenza di Stato, non saranno più ammesse deroghe nelle aree demaniali. Sì, oggi il 9 novembre con le sentenze della Corte di Cassazione è stato sentenziato momentaneamente un anno zero. Oggi aver visto in un'aula, nonostante il maltempo, più di 50 imprenditori nel settore degli stabilimenti balneari, che va da Licata a Sciacca, diciamo, è stato emozionante e, diciamo, ci sta dimostrando che i balneatori, comunque tutti gli imprenditori del settore, non accettano, diciamo, queste sentenze e sono pronti in qualche modo ad iniziare una lotta per i loro diritti, diciamo, e soprattutto per la loro impresa e per i loro dipendenti. Ecco, da una parte si chiede di fare fronte comune e si va verso questa direzione, dall'altra parte si è chiesta la partecipazione dei politici, perché poi dovranno essere loro a farsi carico di queste istanze e portarle nelle sedi istituzionali. Sicuramente l'importanza dell'invito esteso ai politici è proprio questo: dall'uno quello che devono portare nelle aule dell'Assemblea regionale e di quella nazionale la questione e il problema. Poi l'invito che era stato esteso invece ai comuni era quello di invogliare i comuni a fare piani spiaggia con urgenza, perché potrebbe essere quel regolamento, quel piano urbanistico che permetterà magari di risolvere futuristicamente qualche altro problema. Soddisfatti di questo incontro? Molto, sono contento del risultato che abbiamo raggiunto e spero che la prossima, sperando che il tempo ci aiuti, ad avere un'aula ancora più piena. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso, ci parla delle novità che riguardano l'Ordine. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, tante le novità che in queste ultime giornate si sono sviluppate per il vostro Ordine. Ce le sintetizzi, Presidente? Sì, proveniamo da un weekend interessantissimo e intensissimo a Palermo, a Mondello, dove si è riunita la consulta regionale degli ingegneri, che rappresenta appunto oltre 20.000 ingegneri in tutta la Sicilia. La consulta e l'assise si sono svolti in un clima di grande entusiasmo, perché sono stati affrontati e rilanciati molti temi. Agrigento ha partecipato attivamente perché ha posto il tema dell'ingegnere dell'informazione, presentando un documento che è stato apprezzatissimo da tutti i componenti del direttivo della consulta e dell'assise, alla presenza del presidente nazionale Armando Zambrano degli ingegneri, che ha apprezzato tantissimo l'iniziativa degli ingegneri di Agrigento, che hanno voluto porre appunto il tema della maggiore tutela degli ingegneri dell'informazione, che cominciano a svolgere, continuano a svolgere e svolgeranno un ruolo sempre più cruciale nelle pubbliche amministrazioni e anche in quelle private. È notorio come un gruppo di hacker possono mettere in ginocchio tutta la nazione e pregiudicare la normale attività del Paese. Allora bisogna far sì che nella pubblica amministrazione in primis, ma anche nelle aziende private, l'ingegnere dell'informazione debba essere uno iscritto all'albo, uno che è un ingegnere formato, che ha un'informazione, ha una cultura e un know-how tale da poter garantire l'efficienza di tutti i servizi digitali che ormai in un'Italia che volge verso il digitale non può non essere qualificata nella scelta dei professionisti di questo settore.
Questa iniziativa di cui ci pregiamo, che l'Agrigento si pregia di avere avviato, è stata accolta di buon grado appunto dal Consiglio Nazionale Ingegneri, che dedicherà un prossimo numero, proprio una prossima riunione, per portare all'attenzione, abbiamo avuto l'impegno che porti l'attenzione del tema al Ministero della Funzione Pubblica, quindi a Brunetta, attraverso appunto un passaggio condiviso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Siamo orgogliosi perché questo è un impegno che nasce da una commissione, che è la Commissione Informazione, una delle 24 commissioni che l'Ordine degli Ingegneri ha istituito di recente presso appunto l'Ordine di Agrigento, e quindi è l'occasione gradita per ringraziare i vicepresidenti, l'ingegnere Patti e l'ingegnere Caramanno, che hanno contribuito alla redazione di questo importante documento. L'Ordine di Agrigento è sempre molto attivo, si interfaccia molto con la consulta regionale presieduta da Elvira Restivo, che sta dimostrando grande capacità di coinvolgimento di tutti gli ingegneri siciliani, e con il Consiglio nazionale, che ci fa da sponda su tutte le iniziative che ovviamente riguardano anche il Superbonus e tante altre materie su cui noi contiamo molto per portare avanti le iniziative nell'interesse di tutti i professionisti. E veniamo alla cronaca. Operazione della Guardia di Finanza sul contrabbando di sigarette. معلش تقول لي حط شيء في التليفون كلمة نقول لكم قبل راح خاطر اسمعني ورد بالك من التليفون. التليفون هو اللي يخوف راجل. قال لي عندهم 300 بكوس حبوا يخرجوه قال لك امورك. 13 in tutto le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Palermo, poiché ritenute far parte di una rete criminale transnazionale dedita al contrabbando di sigarette provenienti dal Nord Africa tra la Tunisia e la Sicilia. Si tratta del primo caso in Italia di arresti eseguiti su ordine della Procura europea, sequestrati anche beni per oltre 800.000 euro e 23 tonnellate di sigarette. 6 dei fermati risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare anche il reddito di cittadinanza. Le indagini avviate nell'estate del 2019, condotte dal GICO, hanno consentito di sgominare 2 organizzazioni criminali in affari tra loro. La prima, con basi operative nella provincia di Trapani e in Tunisia, si occupava di trovare le sigarette di contrabbando e di organizzare le spedizioni illecite via mare dalle coste africane in Italia. La seconda, operante nel Palermitano, acquistava all'ingrosso le sigarette introdotte illecitamente per poi destinarle al mercato del capoluogo siciliano. Navi madri provenienti dal Nord Africa cariche di sigarette di contrabbando, spiegano dalla Guardia di Finanza, si formano al limite delle acque internazionali, ove vengono raggiunte da cosiddetti barchini sui quali vengono poi trasbordate le casse di tabacchi. Le aree maggiormente interessate agli sbarchi sono state il Trapanese, principalmente Mazzara del Ballo, Marsale, Campobello di Mazzara e in alcuni casi il Siracusano. Una volta approdate sulla costa, le sigarette venivano stoccate in magazzini nella disponibilità degli indagati nel territorio mazzarese, da dove si rifornivano poi i componenti dell'organizzazione palermitana. In 2 anni di indagini condotte con il costante scambio informativo con il reparto del Comando Generale della Finanza e con il supporto del reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica e di Mare, sono stati arrestati in flagranza 36 contrabbandieri e sequestrate 23 tonnellate di sigarette, principalmente Oris, Royal, Pine, Time, che non possono essere vendute in Italia poiché non conformi ai parametri di produzione e commercializzazione previsti dalla normativa europea vigente. Le 23 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate dal GICO di Palermo, se messe sul mercato, avrebbero fruttato introiti illeciti per 3,5 milioni di euro, generando un danno per le casse dell'Unione Europea e dell'erario nazionale per oltre 6 milioni. Gli specialisti del GICO
pubblico hanno inoltre accertato l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità dei 13 indagati e i redditi dichiarati, sulla base dei quali la Procura europea ha disposto anche il sequestro preventivo d'urgenza di un'imbarcazione, autoveicoli e motoveicoli riconducibili agli stessi per un valore complessivo pari a circa 150.000 euro. Sotto sequestro anche 10 imbarcazioni, 4 pescherecci e 6 motoscafi veloci del valore di circa 500.000 euro e 170.000 euro in contanti. Dico, in casa posso venire con un'altra macchina e carichiamo pure. Dico, ma io venendo ci sono, giusto da fare? Sì, ci sono due e qualcosa, hai capito? Due qualcosa. Se ti dico che i cassetti sono nel magazzino, significa sono nel magazzino, non sto scherzando. E sempre dalla Guardia di Finanza, sequestri di beni ad un esponente di Cosa Nostra a Messina. Beni per un valore stimato di oltre 300.000 euro riconducibili ad un noto esponente del clan mafioso di Cosa Nostra, egemone nel rione Mangialopi di Messina, sono finiti sotto sequestro. La misura emessa dal Tribunale di Messina è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il soggetto, secondo gli inquirenti, organico al clan sin dal 2013, ha mantenuto inalterato per lungo periodo il proprio potere criminale, tanto da conservare i contatti con gli altri sodali intranei al clan o comunque vicini ad esso. Formalmente assunto prima presso il distributore di carburante intestato alla moglie del capo clan e poi presso il tabaccaio riferibile alla famiglia mafiosa, il soggetto colpito dall'odierno provvedimento era preposto, secondo quanto emerso dalle indagini, al delicatissimo ruolo di cassiere, con disponibilità delle chiavi del locale, ove le risorse in contanti erano custodite. Tra i più significativi contributi estrinsecati a carico del presunto, come rappresentati nella sentenza di appello del 2019 e confermata dalla Corte di Cassazione nel 2021, ricordiamo che il cassiere, oltre ad essere il tenutario del libro di cassa, contenente le indicazioni dei proventi del gioco d'azzardo e delle estorsioni, è stato custode delle somme di denaro contante per conto del clan. Basti pensare che i militari del GICO, della Guardia di Finanza, sequestrarono nel corso delle indagini oltre 140.000 euro in un locale di cui il prevenuto aveva la disponibilità di accesso e ne custodiva le chiavi. Il predetto poi, oltre a mantenere i contatti con il commercialista, al posto dei rappresentanti legali delle attività commerciali del clan, era presente sempre in occasione di controlli e sequestri di macchinette e videopoker illegali controllate dal sodalizio e posizionate nei vari locali situati a Messina. In particolare nel 2014, in occasione di un controllo della Guardia di Finanza, veniva incaricato dal capo clan di far scomparire tutti i documenti dall'ufficio. In definitiva, l'odierno provvedimento viene eseguito nei confronti di un soggetto a piena disposizione del gruppo e dei suoi multiformi interessi illeciti, integrando la condotta di chi si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio criminale. I successivi approfondimenti economico-patrimoniali, quindi, condotti dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, estesi a tutto il nucleo familiare, hanno consentito di disvelare la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, nonché la provenienza da parte degli stessi, quale provento e o reimpiego dei delitti contestati nei diversi gradi di giudizio. Il decreto, eseguito in data odierna, ha ad oggetto una unità immobiliare situata nel comune di Messina, un'autovettura, conti correnti e libretti di deposito al risparmio. E restiamo a Messina per una protesta dei sindacati con le interviste a Barone e Tripodi della UIL e a Librandi della CISL. Il governo si è impegnato a convocare dei tavoli di confronto, lo deve fare. La politica non si può esaurire nelle mediazioni di scarso respiro fra i partiti. Abbiamo visto quello che hanno combinato sulle pensioni.
Si temevano gli effetti della fine di quota 100, il risultato è stato la barzelletta di quota 102 che è assolutamente insufficiente. Noi crediamo che oggi bisogna aprire un confronto vero, perché non si può stare su un punteggio di un cantiere edile a 67 anni da una parte, quindi i lavori usuranti vanno tutelati in maniera diversa, e dall'altro canto dobbiamo consentire ai nostri giovani che oggi cominciano a lavorare più tardi, hanno lavori discontinui, 2/3 delle offerte sono contratti di lavoro a tempo determinato, di potersi costruire una pensione decente e non avere dopo una vita una pensione da fame. Per costruire questo bisogna mettere le radici ora, bisogna fare una vera riforma del sistema pensionistico. Per quanto riguarda il fisco, non condividiamo questa scelta di dare una mancetta a tutti. Bisogna riformare il sistema fiscale sul serio. L'Italia è il paese con la più alta evasione fiscale d'Europa. Oggi la pressione fiscale è tutta scaricata su pensionati e lavoratori dipendenti. Bisogna dare risposte prima di tutti a questo, altrimenti non funziona. Chiaro che in questo quadro drammatico del paese in piena pandemia, alle nostre latitudini le difficoltà sono ancora più elevate. Noi abbiamo alcune questioni che toccano la carne viva dei cittadini, ma soprattutto dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, e pensiamo ad alcuni temi importanti del nostro territorio. Parlo per esempio, ed è un tema attualissimo, della zona industriale di Milazzo, la centrale A2A, la raffineria, tutto un insediamento che ha permesso anche la crescita economica di quel territorio. Oggi ci sono disegni che puntano a questa transizione ecologica, che noi ovviamente siamo i primi a dire che bisogna proseguire su questa linea, ma questa linea non deve deflettere da un binomio fermo tra ambiente e lavoro, perché pensare di demolire gli insediamenti industriali per costruire deserto non è assolutamente ammissibile, perché rischiamo di creare deserto e fame, e quindi accanto a questo dobbiamo appunto difendere i posti di lavoro e permettere, attraverso le risorse del PNRR, di dare prospettive ai nostri giovani. Dobbiamo smetterla con questa emigrazione dei cervelli, dei ragazzi che sono costretti ad andare a lavorare fuori dalla nostra realtà. Per Messina questa manifestazione di oggi ha un doppio valore. Uno, intanto, che si è recuperata una piazza unitaria, che a Messina da tanto tempo non si avviava un percorso di mobilitazione e manifestazione unitaria con CGIL e Isle Will. Dall'altro lato è importantissimo dare un segnale forte da questa città, perché questa città ha bisogno di opportunità, ha bisogno di recupero delle aree, ha bisogno di rilancio e di slancio per crearlo attrattiva e creare opportunità sul territorio per i giovani, per gli anziani, ma soprattutto per dare la possibilità ai nostri giovani di questo territorio di poter avere occupazione e possibilità di sviluppo. La manovra finanziaria è inadeguata, ma soprattutto non è stata costruita con un confronto con le parti sociali, e questo ci fa fortemente preoccupare, perché solo la compartecipazione, la condivisione, la concertazione, ma soprattutto la costruzione di un patto sociale potrà dare la possibilità di creare sviluppo collegato ai fondi europei che sono messi a disposizione, legato alle manovre anche di riforme nazionali, soprattutto quelle della pubblica amministrazione, che se non verrà strutturata rischiamo di perdere fondi e quindi non creare attrattività. Conferenza stampa domani alle 10:30 al Palazzo dei Filippini su Agrigento pulita. Saranno presenti gli assessori comunali Principato e Trupia e i dirigenti scolastici dei 5 istituti comprensivi di Agrigento. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un giovane di 23 anni di Partinico, ospite di una comunità del luogo, che era riuscito a scavalcare il muro di cinta della caserma. Grazie alla videosorveglianza i militari hanno notato il giovane bloccato dopo una colluttazione. Adesso si è in attesa dell'udienza di convalida del fermo. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco insieme. Presso la chiesa di Santa Caterina di Agrigento ha preso il via la masterclass annuale del chitarrista Christian Saggese. C'è il servizio di Arturo Cantella. Presso la chiesa di Santa Caterina di Agrigento prende il via la masterclass annuale del noto chitarrista e concertista Christian Saggese. L'evento è stato ideato dal direttore artistico Rocco Daniele Carlucci con la collaborazione della chitarrista Serena Cannistraro, promosso dalla Scuola di Musica Lonigro di Bivona, che vede la partecipazione attiva del MUDIA, Museo Diocesano di Agrigento, grazie alla collaborazione di Don Giuseppe Puntillo,
direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, e della dottoressa Domenico Brancato, direttore del Museo Diocesano di Agrigento. Allora, l'obiettivo è semplicemente far sentire agli allievi che verranno a questa masterclass un'altra campana, un'altra idea sull'interpretazione dei brani, che poi va a corroborare l'idea il lavoro che fanno già con l'insegnante di riferimento in pratica, e il livello si preannuncia già molto alto. La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali parte anche dall'utilizzo dei beni, in questo caso la chiesa di Santa Caterina, per attività che sono parallele a quelle cultuali, quindi le attività culturali. Abbiamo accolto l'invito della scuola musicale Lo Nigro di mettere a disposizione questo spazio per la masterclass di chitarra con il maestro Kristen Saggese, e pertanto la chiesa, che già ha una sua dimensione acustica, una sua dimensione artistica, si presta benissimo ad accogliere questo tipo di attività. Il Museo Diocesano con la dottoressa Brancato hanno voluto sponsorizzare questa attività proprio perché il museo si apre al dialogo col territorio e anche con l'accoglienza degli studenti e dei ragazzi. In questo caso la masterclass è rivolta agli adolescenti. Sarà un momento molto importante, perché nel Rabbato si torna a vivere nella dimensione culturale, oltre che la dimensione culturale, anche la dimensione culturale, con questa masterclass di chitarra. Sì, un'opportunità per molti giovani che tra il mese di novembre appunto e il mese di luglio dell'anno prossimo, a cadenza bimestrale, potranno fare lezione con il maestro Kristen Saggese, uno dei maggiori esponenti della chitarra internazionali, concertista nonché anche bravissimo didatta. Tengo a ringraziare Don Giuseppe Pontillo e il direttore del Mutia, Domenica Brancato. È un'occasione ghiotta per tutti coloro i quali vorranno affrontare il repertorio chitarristico, avere problematiche tecniche ed esecutive di questo repertorio con il maestro. Inaugurata a Capaci la fermata metropolitana interrata. Ascoltiamo il sindaco Pietro Puccio. Rimangono soddisfatti i cittadini, rimaniamo soddisfatti tutti. Diciamo che qui è stato fatto un grande investimento grazie alla creazione di un circolo virtuoso tra amministrazione comunale, Regione Siciliana e RFI. Quando si generano questi circoli virtuosi i risultati si ottengono e si vedono. È una grandissima e bella soddisfazione per tutti, anche perché, lo dico senza enfasi, la stazione più bella di tutto il passante, che ha permesso anche una ricucitura urbanistica, e questa è una bella soddisfazione per tutti. Si crea una grande opportunità, adesso dobbiamo saperla cogliere noi, amministrazione pubblica, ma la devono sapere raccogliere anche i privati. La stazione dista appena 400 metri dal nostro lungomare, dalla spiaggia, 400 metri dal centro cittadino. 3 passaggi ai livelli eliminati, c'è come dire, una qualità della vita anche da parte di tutti gli utenti davvero buona. I ringraziamenti vanno a tutti coloro che si sono spesi per questo investimento. 3 anni e mezzo fa, quando io mi insedio sindaco di Capaci, qua il cantiere era chiuso, abbandonato, non c'era possibilità di ripresa. Un grazie particolare all'allora responsabile di RFI in Sicilia, ingegnere Palazzo, a Teresa Piccione, che si è spesa molto, e all'assessore regionale Marco Falcone. Senza il suo intervento, il suo interessamento e la sua tenacia anche a reperire fondi, a farla e darli immediatamente ad RFI, sicuramente questo risultato non si sarebbe ottenuto, e in tempi anche abbastanza brevi. C'è felicità, devo dire. Già stamattina tantissimi ragazzi, studenti hanno usufruito del servizio andando a scuola senza dover fare la via crucis quotidiana, senza che i genitori dovessero accompagnarli in altre stazioni.
e c'è davvero grande entusiasmo, lo vediamo anche da tutti i messaggi che arrivano via social, è davvero una bellissima soddisfazione, una bella giornata a dispetto del tempo. Ed ora un servizio sul cosiddetto decreto flussi per stranieri. Equilibri sempre più precari rispetto al caldo tema dell'immigrazione, tema che investe ed in modo anche inesorabile le coste dell'isola siciliana. Nelle prossime settimane il governo dovrebbe chiudere il nuovo decreto flussi. L'orientamento di Palazzo Chigi e del ministro Lamorgese sarebbe l'allargamento delle maglie degli ingressi per il 2022, finendo quasi per triplicare le entrate previste per il 2021, una direzione che preoccupa la Lega, già pronta a far battaglia proprio a fronte del record di sbarchi clandestini registrato già all'inizio dell'anno in corso. Il primo criterio va incontro alla richiesta di lavoro che arriva dal settore dell'agricoltura, del turismo e del manifatturiero, settori per i quali è già stata fatta una sanatoria fallimentare. Vogliamo vedere molto bene il testo, mette le mani così avanti Nicola Molteni, sottosegretario leghista all'interno. Abbiamo 3 milioni di cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, che ci costa 9 miliardi solo quest'anno. Prima di far entrare nuovi migranti, vogliamo vedere funzionare le politiche sul lavoro, perché è lì che dobbiamo cercare la manodopera che manca, in vista delle assunzioni e dei fondi stanziati dal PNRR, secondo quanto anticipa il Messaggero. Il nuovo decreto allarga le possibilità occupazionali legate alle quote di ingresso da dedicare a cittadini stranieri, a immigrati comunitari ed extracomunitari. Si passerà quindi dai 30.850 previsti nello scorso anno a circa 80.000, un numero quasi triplicato che potrebbe aprire le porte del lavoro in Italia a chi ne farà richiesta. Il nuovo decreto flussi, infatti, permetterebbe l'ingresso regolare ai cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e lavoro stagionale, a cui segue richiesta di permesso di soggiorno. L'ampliamento delle cifre è stato possibile annullando di fatto decreti sicurezza varati con Salvini al Viminale, che prevedevano un documento programmatico triennale e imponevano di fatto un tetto eliminato dalla ministra Lamorgese. Saranno ammessi in Italia per motivi di lavoro stranieri nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del turistico alberghiero, ma anche dell'agroalimentare e del manifatturiero. La cooperazione dovrebbe riguardare paesi come l'Albania, l'Algeria, il Bangladesh, la Costa d'Avorio, l'Egitto, El Salvador, la Bosnia-Herzegovina, la Corea, la Tunisia e moltissimi altri ancora. Di recente è stato anche introdotto il Guatemala. Non abbiamo ancora visto il testo, ma i numeri non ci convincono, protesta ancora Molteni. È indubbio che se si fanno entrare migranti irregolari bisogna espellere gli irregolari. Questo non sta avvenendo se si pensa solo ai 63.000 immigrati sbarcati sinora, un record assoluto. Così invece il ministro Orlando sul decreto flussi: non è stato possibile procedere nella maniera auspicata per il 2021, ma stiamo lavorando come governo per verificare la possibilità di ottenerlo in tempo per il 2022, perché sappiamo quanto sia importante questo tema per dare un quadro di certezza alle imprese. Intanto, dallo scorso 15 novembre, Fratelli d'Italia ha rilanciato la raccolta di firme per mandare a casa il ministro dell'Interno. È ufficiale, con la Lamorgese al Viminale, porti spalancate, rave party assicurati e l'amara conclusione di Giorgia Meloni, che su Facebook torna ad affrontare il nodo immigrazione clandestina. La situazione ormai è fuori controllo, così concludeva la leader. La Regione ha finanziato un progetto di oltre 2,5 milioni di euro da destinare ad alcune piazze e vie di Palma di Montechiaro. Si tende così, dice il sindaco Stefano Castellino, a rendere fruibile il centro storico. Sulla scomparsa di Denise Pipitone ci sarebbe un nuovo testimone. Vediamo. E se Denise Pipitone fosse stata portata direttamente in Marocco dai suoi rapitori,
potrebbe essere l'ipotesi che si fa strada a seguito di una nuova testimonianza, quella di un uomo che racconta di aver visto la bimba mentre era in vacanza il 4 settembre 2004, appena 3 giorni dopo il suo rapimento a Mazara del Vallo. A riportarlo è il giornale.it. Ho visto Denise Pipitone in questo autogrill, ha commentato l'uomo a quarto grado. Secondo il super testimone, la bimba portava i suoi codini ed un segnetto sul volto, era in compagnia di una siciliana e di una marocchina, entrambe velate. Sarebbe poi andata al suo albergo, distante un centinaio di metri, per prendere la macchina fotografica, ma il gruppo era già andato via. Successivamente dice di aver sporto denuncia appena atterrato a Malpensa e con lui anche i suoi amici. Poi ha sporto una seconda denuncia alla stazione di polizia di Gallarate nel 2019. È possibile che venga aperta una nuova pista di indagine soltanto adesso? Quarto grado ha ascoltato Don Leon, sacerdote della parrocchia frequentata da Anna Corona, indagata, sulla quale era stata chiesta l'archiviazione. Io dico che lei non c'entra nulla con questa vicenda, ha accusato il religioso, aggiungendo di aver chiesto al vescovo, Monsignor Mogavero, un incontro tra Corona e la mamma di Denise, Pieramaggio. Secondo le parole del sacerdote, il vescovo pare abbia dato la propria disponibilità. Intanto è stata fissata per il prossimo 2 dicembre, lo ricordiamo, la prima seduta per la commissione d'inchiesta sul caso di Denise Pipitone, nel mentre il GIP si è riservato sull'archiviazione chiesta per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Ma se per quest'ultimo l'archiviazione è quasi certa, l'uomo ha un alibi rispetto alla testimonianza di una donna che l'aveva visto in stazione in un'altra regione con Denise quel 1 settembre 2004. Per Anna Corona le cose stanno un po' diversamente. È infatti ancora giallo su una intercettazione che risale al maggio scorso. Corona sta parlando con la figlia Alice Pulizzi, sembra dirle: lo vuoi sapere che è stato quella volta? Io con Giuseppe. L'avvocato di Pieramaggio, Giacomo Frazzitta, ha quindi chiesto di fare chiarezza su queste intercettazioni. Inoltre Frazzitta ha chiesto di riascoltare la vicina di Corona, Giacomo Pisciotta, che affermò di aver sentito dei rumori nella casa occupata dalla donna con le figlie Alice e Jessica Pulizzi la notte successiva al rapimento di Denise. Noi vorremmo che si faccia chiarezza su tutta la vicenda che ci coinvolge, vorremmo che ogni operatore di giustizia intento a lavorare sul nostro caso non perdi il focus spogliandosi da quello che ricopre la propria veste privata, che nulla ha a che fare con la giustizia. In tutti questi anni, nonostante l'immenso dolore, il nostro legale ha lavorato sempre con onestà e professionalità, con il solo obiettivo di dar voce a Denise, scrive intanto la mamma, Pieramaggio, secondo cui ci sono ancora pagine non scritte sulla vicenda della propria bambina, oggi 20enne. Vogliamo la verità, dice ancora, quella che per qualche ragione fatica ad emergere nonostante ci siano elementi importanti, gravi e incontrovertibili. Oggi, alla luce dei fatti, ci sentiamo di dire che abbiamo paura per quello che potrebbe accadere in futuro, al nostro caso l'oblio totale. Non ci sentiamo tutelati, abbiamo bisogno dell'aiuto di persone rispettose con il senso di coscienza, umanità e giustizia. Denise non è scomparsa, non è andata via da sola, ma è stata vigliaccamente rapita, privata dell'amore della sua famiglia e della sua identità. In uno stato civile i colpevoli del rapimento di una bambina non possono rimanere impuniti e così ancora liberi. Non chiediamo giustizialismo, ma vogliamo la verità. Rimaniamo rispettosi. Finisce così lo sfogo di Pieramaggio in attesa della decisione da parte del GIP. Bene, era questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.